Giorno 60. Giorno 2. È il momento di ripartire da Avignon e sono molto curioso di vedere quanti chilometri Marta riesca a fare. E dopo aver attraversato la città al mattino presto e aver dato un'occhiata al Palazzo dei Papi che non avevamo visto nei giorni precedenti, siamo finiti in una lunghissima strada sterrata e estremamente noiosa. Ed è solo verso ora di pranzo che giungiamo ad Aramon, un paesino che non ci aspettavamo assolutamente così bello, veramente caratteristico. Abbiamo anche trovato la conchiglia ogni tanto, il che significa che bene o male anche di qua passa un cammino di Saint-Jacques. E qui ci siamo fermati fino alle 5 del pomeriggio, quando si sono abbassate le temperature. E poi abbiamo ripreso la marcia e alla fine della giornata abbiamo percorso più di 28 km. Sono veramente sorpreso da queste prestazioni di Marta.